Una passeggiata tra i mandorli in fiore nella valle dei templi per conoscere il patrimonio archeologico e paesaggistico e la cultura del mandorlo tra agronomia, storia e scienza. L'evento gratuito e promosso dal Parco della Valle dei Templi, diretto da Roberto Sciarratta, si terrà prossimamente il 2 marzo, domenica, con accesso libero ai luoghi della cultura. L'appuntamento è previsto alle ore 10:30 al Tempio di Giunone. Ad attendere i partecipanti all'iniziativa sarà Rino Frenda, concessionario Diodors, esperto di agronomia della frutta secca siciliana, e il presidente del consorzio Pistacchio DOP di Raffadali. Durante il percorso i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire la cultura del mandorlo non solo dal punto di vista paesaggistico ma anche agronomico e scientifico. La passeggiata alla valle offrirà uno sguardo privilegiato, un luogo che già dai tempi dello storico Diodoro Sicolo era caratterizzato dalla presenza di viti, mandorli e olivi. Oggi questa ricchezza botanica si manifesta in uno scenario suggestivo, in cui la fioritura dei mandorli trasforma il paesaggio in un quadro vivente. La passeggiata terminerà a Casa Diodoros con la mostra mercato dei concessionari e dei fornitori. Sarà un'opportunità per conoscere da vicino le eccellenze del territorio, degustare i prodotti tipici e incontrare produttori che preservano e valorizzano le tradizioni agricole della Valle dei Templi di Agrigento.